E come diceva il dottor Damiani, io vi porto innanzitutto i saluti del nostro rettore e 2 parole per introdurre il tema. L'Università di Udine è estremamente consapevole della rilevanza e della tematica della sostenibilità ambientale. E in effetti abbiamo tutta una serie di azioni per sostenere sia attività di ricerca che attività didattica, che attività di trasferimento tecnologico in questa direzione. E io come delegato al placement, come avrò modo poi di raccontarvi più in dettaglio, ehm, raccolgo quotidianamente manifestazioni di interesse da parte di aziende che sono interessate a innovare i propri processi in ottica di maggior sostenibilità, ricercando in ateneo appunto occasioni di approfondimento, ma anche giovani risorse pronte a contribuire fattivamente a questo sviluppo delle aziende del territorio. E quindi ecco, l'Università di Udine è lieta di contribuire a questo workshop e più in generale a supportare il territorio friulano, ma in generale il territorio anche nazionale, in una crescita che sia sempre più sostenibile, sempre più attenta anche alle future generazioni. Quindi ringrazio tutti le circa 200 persone collegate per l'attenzione e ci vediamo fra poco per la relazione. Grazie alla professor Sartor, e quindi entriamo a questo punto nel dibattito. Dicevamo appunto un tema attuale, quello della sostenibilità ambientale, non è più soltanto importante in chiave etica, ecologica, come sappiamo tutti, ma sta diventando anche una necessità. Basti pensare agli obblighi imposti al PNRR, oppure dall'esplosione proprio recente dei costi dell'energia, che rendono quindi il risparmio energetico una necessità. Dico solo appunto, alcuni mesi fa i giornali hanno dato molto eco alla presentazione dell'ultimo rapporto Green Italy, dal quale emergeva che nel 2020 gli occupati nel settore dell'economia circolare sono stati 3 milioni, il 13% del totale nazionale. In quell'occasione il ministro della transizione ecologica Cingolani aveva detto che mancano però in Italia in questo momento mancherebbero 15.000 tecnici e 30.000 ricercatori nel settore delle professioni verdi, green jobs. Questo a livello italiano. Ecco, oggi cercheremo di capire qual è la situazione in Friuli, qual è la propensione delle imprese del territorio a investire, quali carenze ci sono e quali risposte può dare anche il nostro sistema formativo, in particolare l'Università di Udine. Ce lo spiegheranno i relatori che hanno accettato di partecipare, che sono stati invitati e hanno accettato di partecipare. Abbiamo Elisa Qualizza, che è responsabile dell'Ufficio Statistica e Prezzi della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Oliviero Pevere, funzionario di Confartigianato Udine, responsabile di vari comparti, tra cui impianti e costruzioni, Andrea De Colle, socio e consigliere di Anima Impresa, l'associazione che si occupa di promuovere i temi della sostenibilità coinvolgendo aziende e anche enti pubblici, e appunto il professor Marco Sartor, che abbiamo già presentato prima, che ricordo anche ben conosciuto come ideatore e anima della Fiera del Lavoro Friuli Venezia Giulia, organizzata sempre dall'Università di Udine e dall'Associazione degli laureati in ingegneria gestionale. Allora, ecco, io adesso cederei subito la parola alla prima relatrice, che dovrebbe essere, mi sembra, Elisa Qualizza, che ci farà un quadro della situazione delle nostre imprese e della loro propensione a investire sui temi appunto della transizione ecologica. Prego. Buongiorno a tutti e intanto vi ringrazio per la partecipazione. Mi ricollego appunto al discorso che si stava facendo poco fa per quanto riguarda le green jobs e andremo ad approfondire quali sono le richieste delle imprese in questo periodo appunto di cambiamenti. Adesso condivido con voi queste slide.
Vediamo. Vediamo se riusciamo. Mi confermate che le vedete? Ecco. Allora, tutti i dati che andremo a esaminare adesso derivano dall'Excelsior, che è un sistema creato dalla Camera di Commercio, dall'Unione delle Camere di Commercio Italiane, che cerca di tracciare tutte le richieste formative delle imprese attraverso dei bollettini che vengono pubblicati mensilmente sul sito internet che a breve vi mostrerò. Allora, innanzitutto la transizione ecologica viene illustrata come rivoluzione verde e sta profondamente cambiando il mercato del lavoro. Lo sta cambiando in due sensi. Da un lato sta creando nuove opportunità, si stanno creando delle nuove professioni in settori emergenti, settori che quindi stanno producendo nuove tecnologie o nuovi prodotti e servizi nell'ottica della sostenibilità. Ma allo stesso tempo si sta liberando della forza lavoro nei comparti produttivi, diciamo, più inquinanti e responsabili della maggior parte delle emissioni. Questo crea una grande richiesta di green jobs da parte delle imprese. Qui possiamo vedere innanzitutto nel periodo tra il 2016 e il 2020, sono i dati più aggiornati che il sistema Excelsior ci può fornire, gli investimenti, ecoinvestimenti effettuati dalle imprese all'incirca negli ultimi 5 anni, nel periodo 2016-2020. Queste sono imprese in valore assoluto, quindi qui possiamo vedere che la Lombardia è al primo posto, ovviamente una delle regioni più grandi con il maggior numero di imprese. In questo periodo in Lombardia quasi 90.000 imprese hanno effettuato ecoinvestimenti. Per ecoinvestimenti si intendono sia investimenti in tecnologie green sia in prodotti green. E la Campania è al secondo posto con all'incirca il 10,4% del totale delle imprese e il Veneto è al terzo posto con il 9,4%. Ovviamente questi valori assoluti li sto rapportando al numero di imprese che sono presenti nelle varie regioni. La Lombardia è prima in valore assoluto, quindi ha 89.000 imprese che hanno fatto ecoinvestimenti, però se andiamo a rapportarle al numero delle imprese che ci sono nella regione Lombardia, scopriamo che la Lombardia passa al sesto posto e il primo posto viene preso a sorpresa dal Molise con il 62%. Il Friuli Venezia Giulia in questa classifica è abbastanza in basso, 6.715 imprese, ma ovviamente risente della sua piccola dimensione. Se lo rapportiamo a tutte le imprese presenti nel territorio, il Friuli Venezia Giulia va poco al di sotto del 30%. Quindi diciamo non è tra le regioni che hanno effettuato più ecoinvestimenti in questo periodo. Come vi iniziavo a anticipare prima, tutti questi dati ci vengono forniti dal sistema informativo Excelsior, che è stato sviluppato dall'ANPAL, dalle politiche per il lavoro, e da Union Camere, l'Unione delle Camere Italiane. Excelsior invia mensilmente dei questionari con obbligo di risposta al pari dell'Istat, quindi se le imprese non rispondono ricevono delle sanzioni, sono fortemente motivate a rispondere, e chiede loro quali sono le previsioni di assunzione per i prossimi mesi. Queste previsioni di assunzione poi vengono raccolte in un bollettino presente al sito internet sia in formato PDF sia in formato Excel, che è molto utile per tutti coloro che si devono occupare di formazione e ci dà un'idea del match tra domanda e offerta, quindi ci fa capire se le professioni più ricercate poi vengono anche effettivamente trovate dalle imprese oppure se le imprese cercano alcune figure senza però riuscire a trovarle. Un dato complessivo che vale per tutto il territorio italiano ci dice che le entrate totali di Green Jobs in Italia nell'anno 2020 sono state più di 1.157.000 all'incirca, quasi il 36% delle entrate totali, ma soprattutto ci dice anche che questa tendenza è in crescita, perché queste assunzioni, questi 1.157.000 corrispondono di fatto ad assunzioni, quindi a contratti, sono in salita di un punto percentuale rispetto all'anno precedente. Se andiamo a guardare sempre una prospettiva per regione, l'incidenza di questi nuovi contratti di Green Jobs su tutte le nuove attivazioni, quindi su tutti i nuovi contratti che sono stati firmati nell'anno 2020, vediamo che la Basilicata guida la classifica con il 43,1%. Ovviamente i contratti sono pochi in valore assoluto, seguendo il ragionamento che facevamo prima, perché la Basilicata è una regione relativamente piccola. Mentre la Lombardia è al secondo posto perché come incidenza è al 40%, però in valore assoluto corrisponde a 265.000 contratti green attivati.
Il Friuli Venezia Giulia è quinto con il 37,6%. La Lombardia diciamo che è in una buona posizione e la provincia di Milano fa il grosso dell'incidenza. La seconda è la provincia di Bergamo. Diceva da più o meno 2 mesi. Quindi arriverebbero ad aprile. Le entrate percentuali di Green Jobs. Costerebbe un terzo. Non sto sentendo, non so se qualcuno sta facendo domande. No, credo che qualcuno abbia semplicemente dimenticato il microfono acceso. Vi chiediamo di controllare gentilmente che sia spento. Ok, io intanto vado avanti. Allora, se andiamo a vedere le entrate percentuali di Green Jobs per gruppi professionali, cerchiamo di capire quali sono i gruppi professionali che attirano la maggiore disponibilità. Abbiamo il 90 porte, più o meno in un'ora. Elisa, scusa, io adesso disattiverò l'audio per tutti, poi tu verifica di riaccendere il tuo, grazie. Ok, puoi continuare. Perfetto. Allora, per quanto riguarda le entrate di Green Jobs, adesso cercheremo di capire invece in quali gruppi professionali si concentrano, quindi quali sono le professioni che più richiedono questo tipo di professione green. Al primo posto abbiamo artigiani e operai specializzati, che sono principalmente composti da muratori ed elettricisti. Al secondo posto troviamo i dirigenti, in questo ambito vengono richiesti soprattutto nella manifattura. Poi al terzo posto abbiamo conduttori di impianti e operai, quindi sono conduttori di mezzi pesanti e camion. Al quarto posto abbiamo le professioni tecniche, i tecnici della vendita e della distribuzione. Al quinto posto abbiamo le professioni intellettuali, scientifiche ed elevata specializzazione. In tutti questi casi l'incidenza di Green Jobs è maggiore al 50%, quindi più di 1 su 2 deve possedere competenze green e poi andremo a vedere cosa significa competenze green e green skills. Sulle professioni intellettuali, scientifiche ed elevata specializzazione faccio una parentesi perché si è rilevato negli ultimi bollettini Excelsior che in Friuli Venezia Giulia c'è una forte carenza di queste figure, quindi tecnici specializzati soprattutto nell'ambito dell'informatica e in genere tutte le professioni che possono derivare da un percorso di studi legato agli ITS, quindi agli istituti tecnici superiori, che adesso si stanno sviluppando e stanno prendendo piede. Se andiamo invece a vedere le entrate percentuali di Green Jobs, non più per professione ma per settore di attività, scopriamo che la maggior parte delle entrate di Green Jobs viene assorbita dal settore delle costruzioni. Il bollettino ci dice che le costruzioni contribuiscono da sole a più del 20% di tutte le entrate che erano state programmate come assunzioni nell'anno 2020. Questo perché si lega fortemente al fenomeno delle ristrutturazioni energetiche, dei bonus e delle energie rinnovabili, in generale dei materiali ecologici. Vediamo che l'85% delle entrate di Green Jobs riguarda il settore delle costruzioni e ovviamente è in crescita sul 2019, salito all'incirca di 4 punti percentuali. Al secondo posto troviamo l'industria della gomma e delle materie plastiche, dove anche qui l'85% delle entrate è costituito da Green Jobs, al posto successivo fabbricazione di macchinari e mezzi di trasporto. E se andiamo invece nella seconda parte del grafico, invece dei macro settori, stiamo andando a guardare i sottosettori, quindi un dettaglio a livello ancora superiore. E qui possiamo vedere che la maggior parte viene assorbita dai servizi di trasporto, di logistica e di magazzino. Al secondo posto il commercio all'ingrosso. Qual è quindi la figura green che viene richiesta al momento dalle aziende? Di solito le figure green vengono viste dal bollettino come delle figure stabili, qualificate ed esperte, nel senso che il 28% dei contratti che riguardano le green jobs è a tempo indeterminato, 10 punti percentuali superiori rispetto alle professioni non green. Il 15% delle assunzioni green riguarda laureati, e l'esperienza specifica nella professione viene richiesta per il 23% delle assunzioni. Quando andiamo a guardare invece le professioni non green, questo valore si abbassa al 18,5%. Ciò che è interessante vedere è che c'è anche una grande difficoltà di reperimento delle green jobs, che si attesta al 37,9%.
Quali sono le green skills invece più richieste? Allora, in generale cosa si intende per green skills? Sono le competenze verdi che si possono tradurre con attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale e capacità di rendere ecocompatibile l'attività aziendale. Non dobbiamo pensare quindi a delle sole competenze tecniche che devono essere acquisite in un percorso di studi, ma si può trattare anche solo di comportamenti e attitudini, perché qualsiasi persona inserita in un'organizzazione può mettere in campo dei comportamenti e delle abitudini che possono far risparmiare energia e andare nell'ottica della sostenibilità. La domanda di competenze green l'ultimo anno ha riguardato quasi l'80% delle entrate programmate in Italia, soprattutto nella meccatronica, che è costituito dalla meccanica più l'elettronica, nei servizi di supporto alle imprese, turismo e ristorazione. Quindi quando alle imprese è stato chiesto nel bollettino se nelle prossime assunzioni o nelle assunzioni appena fatte avessero richiesto delle competenze green, hanno indicato quasi sempre una risposta positiva. Le competenze green vengono richieste tipicamente ai laureati, ma anche ai diplomati. Quali sono le professioni che adesso richiedono il maggior sviluppo di competenze green? Allora, questo elenco ci presenta le professioni che vengono definite più innovative tra tutte quelle che hanno almeno 10.000 attivazioni nell'anno 2020, quindi sono sia professioni nuove sia professioni che sono molto richieste. Qui nell'elenco potrete vedere sia delle figure storiche che già conosciamo come professioni, che si sono semplicemente modificate nell'ottica di un reskilling, quindi hanno dovuto aggiornare le proprie competenze, sia delle nuove professioni che dovranno appunto avere delle nuove conoscenze. Ad esempio, il muratore green è semplicemente un muratore che conosce tutti i nuovi materiali e tecniche costruttive, che viene molto impiegato in ristrutturazioni legate a bonus e super bonus. Responsabile delle vendite a marchio ecologico è sì un responsabile delle vendite che però conosce tutte le certificazioni e quindi cerca di spingere su prodotti certificati e marchi legati alla sostenibilità. I riparatori di macchinari e impianti riescono semplicemente ad allungare il ciclo di vita dei prodotti per evitare gli sprechi, così come gli installatori di reti elettriche a maggiore efficienza adattano gli impianti elettrici per ridurre i consumi. Poi ci sono figure legate all'informatica, allo sviluppo di software legati all'ambiente, esperti di marketing ambientale che conoscono tutte le tendenze del mercato e guidano il cliente verso la transizione ecologica. Gli ecodesigner, ad esempio qui il bollettino dice che devono utilizzare il CAD, come già fanno, però in un'ottica improntata alla sostenibilità. L'ingegnere energetico è una figura che già è presente in molte aziende, che fa l'analisi dei consumi in un'azienda, va a vedere come è possibile efficientare e effettua delle vere e proprie diagnosi. Il certificatore della qualità ambientale, sempre a livello energetico, cerca anche di migliorare la reputazione delle aziende, dotandole, cercando di farle dotare o di scaturire un interesse verso le certificazioni ambientali, così come installatori di climatizzatori a basso impatto, sempre nell'ottica del risparmio energetico. Queste sono figure che diciamo avevamo già conosciuto, ma che si sono dovute sicuramente adattare, che come vediamo sono molte richieste, ognuna ha avuto più di 10.000 attivazioni l'anno scorso. Qui vediamo invece delle altre nuove green jobs, nuove tra virgolette, nel senso che non sono mai pienamente nuove, delle specializzazioni ancora più spinte, come quella del giurista ambientale, dello specialista in contabilità verde, figure che esistono e che conoscono però molto più approfonditamente questa nuova normativa di settore, o responsabile degli acquisti green. Poi si apre un caso abbastanza d'attualità, quello del mobility manager, che viene definito ultimamente come una nuova figura. L'ho messo tra virgolette perché si stanno creando molti corsi anche legati agli istituti tecnici superiori, dove viene presentata come una nuova figura che serve a redigere i piani di spostamento dei lavoratori in un'ottica di sostenibilità. Questo è un tema attuale legato allo smart working e legato soprattutto anche alla pandemia. Questa figura però non è nuova, era nata nel 98 con un decreto ministeriale che seguiva al protocollo di Kyoto del 97 ed era una figura che era stata pensata solamente nei consumi, sì, nei comuni a rischio di inquinamento atmosferico, senza meglio definirlo. Il decreto rilancio però l'ha rafforzata e l'ha resa addirittura una figura obbligatoria nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni che hanno almeno 100 addetti, che devono essere però localizzate in comuni o città che hanno almeno 50.000 abitanti.
Questo è quello che volevo presentarvi e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie allora alla dottoressa Acqualizza. Passiamo ora la parola a Oliviero Pevere, che è funzionario di Confartigianato Udine. Abbiamo visto che, diciamo, proprio i settori il settore dell'artigianato, in particolare le costruzioni, sono quelli che richiedono più queste nuove professioni. Allora ci spiega, Oliviero Pevere ci spiega qual è la situazione anche dal punto di vista di Confartigianato. Benvenuti a tutti. Nella presentazione, come vi è stato detto, sono responsabile all'interno di Confartigianato dei comparti che sono afferenti all'installazione degli impianti e a tutte le categorie che si occupano del comparto casa relative all'edilizia. La mia non sarà una relazione però concentrata esclusivamente su questi settori, ma su alcune considerazioni un po' più in generale che ho raccolto anche coinvolgendo un po' i colleghi che si occupano di tutto quello che è afferente all'economia circolare e alla green economy. La chiamiamo transazione ecologica e sostanzialmente è il processo che sta cambiando molti paradigmi su cui è basata la nostra società in questo momento. E oggi più che mai è al centro del nostro dibattito politico, anche perché servirà a dare nuova vita a processi innovativi per rilanciare l'economia che saranno focalizzati anche su tutela e rispetto dell'ambiente. Così come ha detto la dottoressa Acqualizza, si punta molto su energie rinnovabili, efficienza energetica, ma è assolutamente indubbio che questa transizione, questa sostenibilità ambientale deve necessariamente passare anche per una transizione digitale di quelli che sono i nostri processi. La tecnologia infatti ha sempre di più un ruolo fondamentale in quello che è il nostro modo di vivere, ma questo cambiamento che è sì tecnologico deve sicuramente corrispondere anche un cambiamento sociale, no? Nuove abitudini ecologiche, una nuova educazione verso quello che è un'economia, una crescita economica più sostenibile. Effetto trascinamento, sostanzialmente l'evoluzione verso la sostenibilità economica delle piccole aziende, delle aziende artigiane, passa necessariamente attraverso un effetto trascinamento da parte di quelle che sono le aziende più grandi, più strutturate. E questo perché sono aziende che sicuramente hanno già avviato dei processi significativi nel loro ambito e che quindi imprimeranno un forte cambiamento anche a tutte le aziende impegnate nella loro filiera produttiva. È però fondamentale evitare che questo processo crei costi che siano insostenibili per piccole e medie imprese e soprattutto anche che innesti processi burocratici che già si aggiungono a quelli che gravano il nostro sistema produttivo fino a questo momento. Razionale, semplificare norme e leggi che incidono su attività economiche è la sfida più importante che dovrebbe contribuire a restituire anche una produttività all'economia del nostro paese. Su questo percorso si innesta sicuramente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sta delineando come un processo abbastanza complesso e che prevede per l'ottenimento di un numero di traguardi e obiettivi intermedi che è relativamente elevato e di questi circa 140 sui 500 sono relativi a missioni e transizioni green, che siano obiettivi sia qualitativi che quantitativi. Ed è indubbio che in questa prospettiva una buona governance, un'efficacia della pubblica amministrazione non debba essere una
una condizione essenziale di successo di questo piano. E come le imprese stanno affrontando queste sfide è stato un po' delineato in quello che è un recente sondaggio della fine dello scorso anno che ha svolto Confartigianato, più precisamente Osservatorio della piccola e media impresa della Lombardia, e da cui è emerso che circa 2 aziende su 3 hanno intrapreso delle azioni green all'interno del loro processo produttivo, con un occhio di riguardo soprattutto alle aziende del settore manufatturiero a seguire le costruzioni e quelle dei servizi. Ascoltavo prima con attenzione la dottoressa Qualizza e vedo che tutto sommato i dati sono abbastanza in linea con quelli che sono i dati emersi dal loro osservatorio. Più della metà delle aziende ritiene che una delle 10 componenti della missione 2, che è quella relativa alla transizione green del Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza, è importante per gli investimenti futuri che andranno ad eseguire nell'azienda. E sono in genere sempre iniziative che sono legate un po' a quello che è il risparmio o l'utilizzo più intelligente ed efficiente delle risorse energetiche. Quali sono gli interventi principali che le aziende, oppure gli effetti principali che le aziende ritengono saranno svolti nel loro processo? Gli effetti di questa transazione sono sostanzialmente un cambiamento di quello che è il loro modo di produrre, di comunicare, di distribuire i loro prodotti, ed alcuni effetti sono quelli sicuramente di rendere necessario un aggiornamento di competenze da parte delle competenze interne aziendali ed avere anche una maggiore richiesta di consulenze dedicate a questi processi. E da questo specifico sondaggio poi alla fine vediamo che sono pochissime le aziende che ritengono che questo processo possa incidere in maniera negativa sull'attività della loro impresa. Questo un po' è diciamo, il riepilogo di quelli che sono i principali interventi che sono stati messi in atto dalle aziende per cercare di adeguarsi a questa nuova transizione ecologica. E abbiamo che, così come è emerso anche nella relazione di prima, c'è una maggiore attenzione rispetto a quelli che sono l'utilizzo delle risorse energetiche. Se penso che quando abbiamo cominciato a ragionare di questo progetto eravamo verso ottobre-novembre dello scorso anno e siamo stati fortemente poi è stato molto confermato quello che era poi i costi e l'aumento di costi del settore energetico. Oltre a questi processi che sono stati messi in campo dalle aziende sono stati quelli relativi all'utilizzo di materiali che comportino una maggiore facilità di riciclo e quindi a una riprogettazione un po' di quelli che erano i loro processi produttivi. In merito ai green jobs abbiamo sostanzialmente tre grosse tipologie, no? Sono occupazioni per cui è aumentata la domanda, come ad esempio dove l'economia ecologica, le tecnologie hanno visto una crescente domanda. Pensiamo ai tecnici energetici, favoriti sicuramente anche da quelle che sono state tutte le forme di incentivazione che lo Stato ha messo in essere per il recupero del patrimonio edilizio.
occupazioni che hanno visto una forte impronta green rispetto a quello che erano le loro competenze iniziali, pensiamo a quello che è il mondo professionale, e anche nuove occupazioni come ecodesigner, meccatronici, che è questa categoria che sostanzialmente adesso raccoglie quelli che erano i meccanici auto e i vecchi elettrauti come noi li conoscevamo. Ormai la componente elettronica anche nei mezzi di locomozione è diventata una parte fondamentale. Non sempre è facile identificare lavori verdi, i settori sono sicuramente ben identificabili, ma in alcune aziende sono un po' più difficili da individuare. E comunque sicuramente accanto alle classiche soft skills possedute dai lavoratori è l'attitudine sia al risparmio energetico che la sostenibilità ambientale che vengono richieste come ulteriori competenze in questi lavoratori, no? Cito gli studi di Union Camere, ma sono sostanzialmente quelli citati prima. Questa valutazione di queste green skills sono ritenute necessarie da più dell'80% delle aziende e di elevata importanza per quasi il 39% delle aziende. A chi sono richieste queste attitudini? Sono richieste sicuramente a figure di livello alto intermedio all'interno dell'azienda, quindi dirigenti o operai specializzati, in quanto questa domanda si differenzia per un livello più elevato di quelli che sono normalmente i titoli di studio richiesti e anche la specificità delle competenze richieste. Quindi le conoscenze, le competenze assumono una maggiore centralità per queste figure, trova anche conferma in quello che è una maggiore richiesta di formazione richiesta sia dalle aziende sia esternamente. Quindi rinfrescare le proprie competenze o acquisirne di nuove sarà sicuramente un passaggio necessario per valutare nuove opportunità professionali. Questo è un riepilogo di tutti i dati regionali elaborati dal nostro ufficio studi che ci evidenzia come ormai le aziende che sono riferibili a quella che è l'economia circolare sono quasi il 6% rispetto a quello che è il numero totale delle aziende presenti nella nostra regione, e sono aziende fondamentalmente afferenti a quello che sono anche il recupero e la riparazione di attrezzature e di materiali esistenti. Salto velocemente queste due slide perché ricalcano sostanzialmente alcuni dati di cui ha parlato prima la dottoressa Qualizza, che proprio ricalcano pari pari, con una piccola aggiunta che ho trovato io su un rapporto Green Italy, che era anche una piccola nota di colore relativa al fatto che diventano professioni green anche quella del cuoco sostenibile. Ormai l'attenzione che è data al mondo della cucina, della buona cucina, lo dimostra anche quello che vediamo sui media, sostanzialmente con tutte le trasmissioni che ci sono, anche con canali dedicati, ed è diventato un settore dove l'attenzione per i prodotti a chilometri zero, per le produzioni biologici, per i marchi di qualità sono diventati un elemento caratterizzante anche di questa professione. Quindi sostanzialmente questa domanda di competenze verdi non deriva soltanto da quello che è il mondo delle imprese che già investono in questi settori, ma sostanzialmente da quello che è tutto il settore produttivo.
probabilmente anche chi non sta ricercando la sostenibilità la sta già percorrendo, qualche volta anche a propria insaputa, magari adeguando i propri processi a quelli che sono quelli della filiera su cui si sta muovendo. E sono tipicamente esempi di queste professioni circolari specifiche anche delle nostre microimprese che si ingegnano e cercano di mettere a frutto tutto quello che hanno appreso nel loro percorso professionale fino a questo momento. E questa rivoluzione sicuramente riguarda anche loro e sta e deve diventare una marcia in più per quello che sarà il loro successo, ma anche per il nostro di cittadini come fruitori e clienti di quelli che sono i servizi delle aziende. Vi ho citato qui tre esempi rappresentativi di 3 nostre aziende che si calano perfettamente in questo contesto. La Repalnet, che è un'azienda che nasce come spin-off dalla Friul Pallet, che è l'impresa principale, che è un'azienda che costruisce pallet in legno, e Repalnet è un'azienda che opera a lato sostanzialmente e che si occupa di riparare i pallet e quindi recuperare e massimizzare l'impatto di quello che è il riutilizzo di questa attrezzatura. Pallet intendo i bancali su cui viene impacchettata la merce. Oltre a questa hanno anche un'altra azienda che è un ulteriore spin-off di questa, che è un'azienda collegata, che degli scarti che derivano dall'attività di riparazione dei pallet producono cippato che vendono e che utilizzano anche per produrre energia elettrica e termica necessaria al loro fabbisogno aziendale all'interno dell'azienda. Oltre a queste anche la Danplast, che invece è un'azienda che produce già film e imballaggi in materiale biocompostabile, per intenderci, che utilizziamo per la nostra raccolta differenziata. Alcune criticità che le aziende trovano sul loro percorso. Un eccesso di normazione che sicuramente ostacola la transizione, in particolare su quello che sono i temi di riciclo e di riuso. Spesso, oltre ad alcuni problemi legati alla tecnologia, abbiamo un'incidenza di burocrazia che spaventa anche a intraprendere iniziative di questo tipo. Un aumento sicuramente di costi, soprattutto nella fase iniziale, quando pensiamo alla riconversione di qualche linea produttiva più orientata verso a ottenere risparmi. Una mancanza di sistemi di riconoscimento e premianti che siano adeguati e appetibili anche per le piccole aziende. Un sistema di forme di certificazione che nasce fondamentalmente per le aziende che hanno una struttura, una dimensione adeguata e magari divisa per settori che mai si adattano a quello che sono le strutture delle piccole e medie imprese, dove generalmente l'imprenditore artigiano è quello che si occupa un po' di tutto, dall'ufficio acquisti all'amministrazione alla produzione, e che rendono il mantenimento di queste certificazioni poi necessario anche la creazione poi di una struttura aziendale che si occupi poi di gestire proprio tutta la parte amministrativa legata a questi aspetti. Queste sono alcune delle azioni che Confartigianato propone e promuove fra le proprie aziende, cercando un po' di essere un facilitatore fra le aziende nella diffusione e nell'accesso di queste nuove tecnologie con
diverse azioni. Quindi il cambiamento deve necessariamente passare attraverso una serie di fattori che sono rigenerativi, che sono informazione e consapevolezza, perché solo con la conoscenza possiamo creare quindi uno scenario favorevole dal punto di vista economico, sia tecnologico che dal punto di vista innovativo. Formazione e riqualificazione che è sia imprenditoriali che delle maestranze, sia di quelle che sono già in servizio adesso, ma soprattutto anche di quello che saranno le future figure occupate all'interno delle aziende. Stimoli di incentivazioni, anche forme che prevedano una riforma dei meccanismi di incentivazione, considerando anche indicatori sociali ed ambientali. Innovazione non solo dei processi, ma anche con inserimento all'interno dell'azienda di nuove figure professionali più votate verso i green job. Anche il comportamento dei consumatori, perché sostanzialmente siamo noi che votiamo col nostro portafoglio premiando le aziende che si sono impegnate in questa transizione. Quindi sostanzialmente, chiudo con queste ultime considerazioni, la sfida della transizione green dell'impresa è quella di ottenere un vantaggio competitivo che crei valore dall'utilizzo razionale delle risorse, dalla gestione dei rifiuti e dal rispetto dell'ambiente. Quindi sostanzialmente passare da una visione che è sostanzialmente centrata attualmente sui costi ad una più articolata su valore e sostenibilità ambientale. Grazie, io ho concluso. Grazie Oliviero Pevere. Avrei una curiosità, diciamo, non so se ci siano dei dati disponibili, ma perlomeno nel settore dell'artigianato, qual è si sa qual è la richiesta di queste, non so se in numeri, ma insomma l'impressione, quale potrebbe essere l'espansione di una richiesta di questi nuovi profili professionali, primo. E lei diceva che, seconda domanda, lei diceva prima che sono richieste soprattutto livelli alti e intermedi, diciamo sono più ricercati laureati, tecnici, e ancora per quanto riguarda i tecnici c'è una formazione adeguata sul nostro territorio per costituire, per quanto riguarda i diplomati, poi per l'università ce ne parlerà il professor Sartor, ma c'è appunto le scuole sono in grado di fornire queste figure? Ecco, sono un po' di domande. Sì, non mi sono preso appunto. Allora, la prima cosa che volevo sapere se ci sono i numeri, ecco, per quanto riguarda la richiesta. Purtroppo no, numeri, dati oggettivi di questo tipo non ne ho. Stiamo sicuramente di fronte a una paradossalmente crisi occupazionale intesa, nel senso che le nostre aziende sono alla forte ricerca di maestranze. Allora le riflessioni che io facevo prima sono un po' più dedicate a quello che erano poi il mondo job, ma c'è una forte richiesta anche in questo momento di muratori, termoidraulici, tecnici di questo tipo. Sicuramente sono mestieri che sono diventati meno appetibili con gli anni. Ho passato in cantiere, quindi posso anche immaginare quali possano essere le motivazioni che portino un giovane a non avvicinarsi a mestieri di questo tipo. Mentre soprattutto nel settore dell'impiantistica sì, abbiamo una forte richiesta di aziende di livello un po' più formato rispetto a quello che è la richiesta di base. Sono paradossalmente settori in cui abbiamo ancora una relativamente bassa incidenza di imprenditori stranieri che hanno bisogno, quindi, perché sono settori che hanno bisogno di una
una scolarizzazione di base. Ormai l'elettricista, il termoidraulico, e parlando dei settori di cui io mi occupo nella prevalenza del mio tempo, hanno una serie di competenze di base necessarie che sono fondamentali e che gli devono sicuramente arrivare anche da quello che è il mondo scolastico. Sul nostro territorio abbiamo forse, almeno per le esperienze che ho avuto io, più aziende dedicate a quello che è il settore, chiamiamolo tradizionalmente elettrico, rispetto a quello dei tecnici energetici, anche se di fatto sempre di più stiamo andando a una compenetrazione dei due mestieri. Un mio dirigente sosteneva che senza energia elettrica ormai non si muove nulla. Anche nel settore settore energetico, del riscaldamento, stiamo andando verso impianti e anche poi gli orientamenti della comunità sono quelli di andare verso impianti che limitino e utilizzino sempre meno combustibili fossili, e quindi andiamo con impianti termici che funzionano a elettricità, quindi pensiamo alle pompe di calore, a impianti ibridi. Quindi la componente del classico idraulico di una volta è sempre di più compenetrata da competenze di tipo elettrico, fondamentalmente. E quindi diciamo che forse in quel settore, almeno nel nostro ambito provinciale, qualcosa manca. Grazie allora Oliviero Pevere. Proseguiamo il nostro incontro con Andrea De Colle, come dicevo, è socio e consigliere di Anima Impresa. In particolare si occupa di promozione della responsabilità sociale di impresa, ma anche di modelli per valutare e definire le strategie di sostenibilità. Ci parlerà della società Benefit come strumento per raggiungere gli obiettivi della sostenibilità. Ecco, a lui chiederei innanzitutto di spiegare cos'è una società Benefit e anche qual è la sua diffusione sul nostro territorio friulano. Si comincia a sentire qualcosa, ma non mi pare sia diffusissima. Certo, sicuramente affronteremo anche questo tema. Mi scuso se tengo la mascherina, però sono in un coworking per cui c'è l'obbligo, diciamo, quindi chiedo scusa rispetto ai partecipanti. Condivido un attimo lo schermo così diciamo cominciamo la trattazione. Fatemi un cenno se vedete correttamente la presentazione. Sì. Benissimo. Come giustamente detto dal dottor Damiani, parleremo di società benefit. Questo, diciamo, nuovo modello societario, in realtà, che ci vede un po' come paese, in qualche modo anche capofila a livello internazionale, perché, diciamo, siamo il primo Stato sovrano, di fatto, ad aver introdotto questa nuova, quasi una forma giuridica, poi vedremo che non è proprio non è proprio una forma giuridica vera e propria, però, insomma, un nuovo modello di impresa, ecco. Una premessa, diciamo, io faccio parte di questa organizzazione, si chiama Anima Impresa, è stata correttamente citata in sede di presentazione. Anima Impresa è un'associazione costituita da imprese del territorio del Friuli Venezia Giulia, essenzialmente, che è nata per promuovere i principi della sostenibilità e della responsabilità sociale di impresa. Lavoriamo, ecco, dal punto di vista divulgativo, della diffusione culturale su queste tematiche da ormai più di 10 anni, sono 12 anni circa, con l'obiettivo soprattutto di sensibilizzare, in qualche modo di sodare il terreno qui in Regione Friuli Venezia Giulia. Questo per dire cosa? Che noi non siamo un'associazione di categoria, siamo semmai, ecco, se vogliamo, un osservatorio empirico, ecco, di alcune tendenze interessanti che si muovono sul tema della responsabilità sociale di impresa, della sostenibilità. L'incontro di oggi è legato, diciamo, al tema dei green jobs, no? Quindi al tema
anche delle nuove professioni che vengono in qualche modo, sì, che nascono a fronte, ecco, di queste tendenze legate alla transizione ecologica. In realtà, ecco, adesso vi parlo del tema delle società benefit, però ecco, a margine parleremo, se vogliamo, di non solo green jobs, quindi nuove possibilità di lavoro legate alla transizione ecologica, quindi a tematiche di tipo ambientale, ma legati, diciamo, se vogliamo così, più in generale al concetto di sostenibilità, perché poi sappiamo appunto che per sostenibilità in qualche modo, diciamo, si intende un modello di sviluppo che in qualche modo contempera obiettivi di tipo certamente ambientale, ma anche sociale e economico. Quindi, diciamo, ci sono, ecco, tutte queste 3 dimensioni in qualche modo che vengono prese in considerazione. Ecco, entriamo subito nel tema di oggi, ecco. Cos'è la società benefit? E poi, insomma, vi parlo anche di ciò che si sta muovendo, sia qui nel nostro territorio regionale che anche in generale in Italia, insomma, nel nostro paese. Allora, innanzitutto una premessa, diciamo, la società benefit, diciamo, come nuovo modello di impresa, è nato a seguito della legge 208 del 2015, quella che, insomma, amichevolmente possiamo chiamare legge di stabilità 2016. Ecco. La legge di stabilità 2016 ha previsto espressamente appunto questa nuova forma di impresa. Leggiamo assieme l'articolo, insomma, l'articolo della legge. E poi, insomma, discutiamo un po' il contenuto, anche, diciamo, i tratti essenziali. Le società benefit sono quelle società che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, enti, associazioni, eccetera. Diciamo, quindi nei confronti di tutti quelli che si chiamano stakeholder, no? Portatori di interesse dell'impresa, che non sono solo gli shareholder, no? Cioè non sono solo i soci dell'azienda, ma in generale tutti i portatori di interesse, tutti quelli che hanno in qualche modo aspettative nei confronti dell'azienda. No? Allora, innanzitutto, secondo me questa definizione, che è proprio introdotta dal testo della legge, spiega molto bene cos'è una società benefit. Allora, innanzitutto stiamo parlando di società che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, quindi stiamo parlando di società profit, non stiamo parlando di imprese sociali, di cooperative sociali, non stiamo parlando, diciamo, di imprese che, diciamo, la cui finalità profit magari è mitigata dalla forma giuridica o altro. Stiamo parlando di imprese profit. Potrebbero benissimo essere imprese manifatturiere che operano nel settore della produzione, non so, di imprese metalmeccaniche, per intenderci. Quindi, oltre allo scopo di dividerne gli utili, quindi oltre allo scopo primario, no, di generare utile da dividere, insomma, presso i soci, perseguono una o più finalità di beneficio comune. Adesso vedremo cosa sono le finalità di beneficio comune, e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutta una serie di stakeholder, diciamo, quindi di portatori di interesse aziendale. Non devono quindi rispondere solo ai soci dell'impresa, devono rispondere, diciamo, in generale alle persone, diciamo, ad esempio, che lavorano per l'impresa, alla comunità di cui fanno parte, al territorio, anche l'ambiente. Possiamo vedere anche l'ambiente come uno stakeholder dell'impresa, se vogliamo un po' astratto, ma insomma anche l'ambiente in qualche modo è un portatore di interesse. Ecco, quando si parla quindi di società benefit, si parla, ecco, dell'estensione, diciamo così, del modello profit, quindi del modello della società profit, che incorpora qualche aspetto, diciamo, delle organizzazioni non profit. Ripeto, non stiamo parlando di imprese sociali, di cooperative sociali, non stiamo parlando del mondo non profit. Sappiamo che il mondo non profit nasce appunto per generare, insomma, servizi, diciamo, di impatto sociale o ambientale, diciamo, sul territorio, insomma, cercando in qualche modo di garantire il pareggio di bilancio, no? Non profit, per definizione, no? Non ha come obiettivo quello di generare profitto. Ecco, qua stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di imprese profit, diciamo, quindi di imprese nate con l'obiettivo di generare profitto, che però incorporano in qualche modo, vediamo adesso questo cosa vuol dire, diciamo, degli obiettivi diversi, degli obiettivi ulteriori,
degli obiettivi sociali, degli obiettivi ambientali, degli obiettivi di trasparenza verso un insieme, una categoria diversa di soggetti, ulteriore di soggetti, oltre ai soci dell'azienda. Abbiamo detto, quindi, sono società che perseguono una o più finalità di beneficio comune, quindi obiettivi di beneficio comune. Cosa sono questi obiettivi di beneficio comune? In realtà si tratta di obiettivi di sostenibilità. Quindi le società benefit sono quelle società che, oltre a generare profitto, deve essere una componente fondamentale, diciamo, per un'organizzazione profit, naturalmente, integrano nella loro missione sociale degli obiettivi di sostenibilità. Tutti sappiamo, diciamo, che ci troviamo qui in questo quadro, no? Nel quadro di Agenda 2030 delle Nazioni Unite. No? Come sapete, le Nazioni Unite nel 2015 si sono dotate di questo programma, insomma, di 17 obiettivi che in qualche modo dovrebbero guidare, insomma, i modelli di sviluppo a livello territoriale, a livello globale, verso la sostenibilità. Sono un po' quelli che vedete anche in questi cubi colorati, ecco. Sono degli obiettivi appunto di sostenibilità. Alcuni di questi obiettivi riguardano aspetti più di tipo sociale, alcuni sono strettamente legati a obiettivi di tipo economico, alcuni sono più di tipo ambientale, no? Ci sono obiettivi sul clima, diciamo obiettivi sulla conservazione della biodiversità terrestre, marina, obiettivi di tipo energetico. Però ce ne sono anche di tipo sociale, quindi che riguardano l'istruzione, che riguardano la parità di genere, la riduzione, diciamo, delle diversità, le società, le comunità inclusive. Ci sono obiettivi di tipo economico che riguardano l'innovazione, la crescita economica, la creazione, diciamo, di posti di lavoro, insomma, di opportunità occupazionali, la riduzione anche della povertà, dello stato di povertà assoluta o relativa che sia, no? Quindi ci troviamo in questo quadro, no? Nel quadro di Agenda 2030 delle Nazioni, diciamo, ci troviamo quindi in una situazione, diciamo, in cui ci poniamo a livello globale, no? Ci siamo posti a livello globale degli obiettivi che dobbiamo raggiungere di qui al 2030, obiettivi di sostenibilità, no? Naturalmente, ecco, qui si parla di Nazioni Unite, diciamo, di un programma globale, però ecco, in questo quadro, diciamo così, che sicuramente diciamo anche complesso per così dire, in questo quadro, diciamo, riconosciamo comunque il ruolo, diciamo, che il singolo cittadino può avere per il perseguimento di questi obiettivi. Riconosciamo il ruolo che la singola associazione, ad esempio, può avere per il perseguimento di questi obiettivi. Riconosciamo anche il ruolo che, ad esempio, la singola impresa può avere, ecco, per il perseguimento di questi obiettivi. Quindi quando parliamo di obiettivi di beneficio comune, no? Diciamo, di cui, ecco, queste società benefit in qualche modo si prendono carico in un certo senso, che queste società benefit incorporano, in realtà stiamo parlando di obiettivi di sostenibilità. Quindi non solo aspetti di tipo ambientale legati alla transizione ecologica, potrebbero essere anche aspetti di tipo sociale o aspetti legati ad esempio alla governance di impresa, no? Al governo generale di impresa, quindi i modelli di gestione, i modelli organizzativi, i processi decisionali, il coinvolgimento nei processi decisionali, ad esempio, di altri stakeholder. Ecco. Quindi la normativa, quella che abbiamo visto, insomma, la legge di stabilità, insomma, lascia ampia libertà di scelta nel definire quali possano essere questi obiettivi di beneficio comune, queste finalità di beneficio comune. Quindi non dà, insomma, non fa una sorta di decalogo, insomma, non fa diciamo così, non dà delle istruzioni, ecco, precise e cogenti, insomma, ecco, per definire questi obiettivi di beneficio comune. Però, ecco, sicuramente, laddove la norma dice le società benefit sono quelle società che nell'esercizio di un'attività economica, laddove appunto, diciamo, si fa riferimento alla tipicità dell'attività economica, all'operatività dell'impresa, noi possiamo presupporre che questi obiettivi di beneficio comune debbano in qualche modo essere legati a come l'impresa crea il proprio valore, no? Debbano essere legati in qualche modo a come l'impresa insomma, genera, insomma, a quella che è la sua catena del valore, come si dice, no? A come l'impresa, ecco, genera quella che è la sua attività caratteristica, per semplificare, no? Quindi non possono essere un qualcosa, diciamo, di
di completamente slegato rispetto, diciamo, a come l'impresa crea il proprio valore. Fra un poco vediamo qualche esempio, così diciamo, sarà tutto anche molto più chiaro, no? Allora, innanzitutto, quindi operativamente, cosa vuol dire diventare società benefit? Allora, innanzitutto può diventare, diciamo, società benefit qualunque società di persone o capitali. Questo, diciamo, lo dice chiaramente la norma. Quindi una società di persone, una SNC, una società in accomandita, una società di capitali, una SPA, una SRL, può diventare società benefit. Anche qui l'orientamento giurisprudenziale è quello di ritenere che, ad esempio, le società, diciamo, le forme, diciamo, semplificate, le start-up innovative che costituite in forma semplificata, o le SRL in forma semplificata, in realtà non possono diventare società benefit proprio perché hanno uno statuto appunto semplificato, no? Che è, diciamo, in formato standard per intenderci. Ecco. Per costituzione o modifica statutaria. Quindi io posso costituire una società che diventa società benefit, oppure io posso già avere una società che trasformi in società benefit. Come si fa a trasformare una società in società benefit? Modificando lo statuto della società. Cioè, nello statuto della società io devo indicare quelli che sono, quelli che dicevamo prima, gli obiettivi di beneficio comune, le finalità di beneficio comune. Quindi diventare società benefit, diciamo, significa effettuare, diciamo, un atto, diciamo, di trasformazione dello statuto, incorporando nelle finalità della società appunto una serie, diciamo, di obiettivi di sostenibilità ulteriori che si affianchino, no, all'obiettivo per cui è nata la società stessa, che è quella di realizzare un prodotto, un servizio, e quindi anche in qualche modo di remunerare, insomma, la sua compagine societaria, no? Quindi deve essere fatta un'attività, diciamo, di integrazione, di modifica statutaria, quindi seguendo, diciamo così, quelle che sono le regole, insomma, di modifica, diciamo, dello statuto previste per la forma giuridica, diciamo, in oggetto, quindi da un lato per le società di persone, dall'altro lato per le società di capitali, no? Perché, diciamo, viene richiesta, diciamo, perché è così importante, diciamo, questo aspetto, diciamo, di modifica statutaria? Perché questo è dirimente, insomma, nel definire una società benefit? Perché, diciamo, abbiamo detto, gli obiettivi di beneficio comune sono obiettivi di sostenibilità, no? Economica, ambientale, sociale, di governance, eccetera, no? Questi obiettivi non possono essere appannaggio, non so, di un consiglio di amministrazione di una società, poi cambia il consiglio di amministrazione, passano in secondo piano, insomma, quindi non possono essere semplicemente un obiettivo transitorio di una determinata composizione amministrativa o societaria. Se questi obiettivi sono scritti nello statuto, sono parte integrante dello statuto, diventano vincolanti anche in caso di avvicendamenti societari, pensiamo alle società di capitali, quindi avvicendamenti, insomma, nella proprietà del capitale che ci possono essere, anche nel cambio di consiglio di amministrazione, di amministratore delegato, insomma, diventano vincolanti anche per chi verrà dopo di me, in un certo senso. No? Una società che poi diventa società benefit, diciamo, può aggiungere alla ragione sociale, appunto, la sigla SB o società benefit, perché come dicevo all'inizio, in realtà non è una vera e propria nuova forma giuridica, no? In realtà, diciamo, si tratta, ecco, di una riqualificazione di una, diciamo così, di una forma giuridica esistente, orientandola alla sostenibilità, diciamo, orientandola a obiettivi che vanno al di là della generazione dell'utile, insomma, del profitto, no? Questo in realtà crea anche qualche complicazione, no? Perché in realtà, appunto, se noi volessimo, rispetto alla domanda del dottor Damiani all'inizio, diciamo, se noi volessimo in qualche modo stabilire in questo momento quante sono le società benefit nel nostro paese, non sarebbe una domanda così semplice cui rispondere, perché se facciamo, ecco, una ricerca anche presso i registri, insomma, delle camere di commercio, i registri delle imprese, possiamo fare dei tentativi, insomma, di ricerca tramite, appunto, la codifica SB o società benefit, però una società benefit non è obbligata, diciamo così, a modificare, insomma, la propria denominazione, no? Quindi, ecco, questo complica un po' le cose, però, insomma, stiamo parlando comunque di uno
così di un approccio, insomma, di una novità, insomma, che stiamo vivendo dal 2016, no? Quindi tutto sommato abbastanza recente, no? Quindi cerchiamo anche in qualche modo di capire gli sviluppi e anche di come orientare, diciamo così, il fenomeno in modo che sia in qualche modo più, diciamo, più intellegibile per il futuro. Ecco, siamo ancora in una fase interlocutoria in cui cerchiamo di capire, no, se il fenomeno, diciamo, sta prendendo piede nel nostro paese oppure no. Ecco, per rimanere, ecco, su sempre, diciamo, su aspetti così legati alla norma, diciamo, e quindi ai cambiamenti, diciamo, che sono indotti, diciamo, da questa nuova forma societaria. Naturalmente, dicendo che una società incorpora nello statuto degli obiettivi di beneficio comune, quindi degli obiettivi ulteriori alla generazione di profitto, in un certo senso stiamo, diciamo così, attribuendo una ulteriore responsabilità agli amministratori della società. Gli amministratori non devono più rendere conto solo ai soci dei risultati economico-finanziari, no? Dell'utile generato, dei dividendi ai soci, ma devono anche rendere conto, diciamo, di quello che viene definito bilanciamento degli interessi fra soci e stakeholder. Quindi devono spiegare, ok, che risultati abbiamo ottenuto, diciamo, per i soci della società, ma anche come abbiamo perseguito, diciamo, il beneficio comune che abbiamo inserito in statuto, no? Ecco. Ecco, questo è un tema interessante invece, perché si innesta particolarmente, diciamo, nella discussione che stiamo facendo oggi, anche sul tema, no, delle nuove professioni, qui non tanto legate solo al tema della transizione ecologica, ma come dicevo prima, legate al tema della sostenibilità. Nella governance di una società benefit si innesta anche la figura del responsabile per il perseguimento del beneficio comune. Cioè viene creata, diciamo, questa figura, diciamo, di responsabile aziendale che viene, boh, insomma, in genere o fa parte del consiglio di amministrazione o comunque, insomma, è un soggetto anche insomma, nominato dal consiglio di amministrazione, che è responsabile del perseguimento del beneficio comune, diciamo, della società benefit, e quindi, diciamo, segue tutte le attività, insomma, in qualche modo presidia, ecco, le attività degli amministratori orientate al perseguimento del beneficio comune, che segue anche il tema, lo vedremo adesso, della rendicontazione, no, di quelli che sono gli obiettivi raggiunti dall'impresa e anche di quelli che sono in qualche modo i doveri, gli obblighi di trasparenza, no, diciamo, della società benefit rispetto a tutti quelli che sono i suoi stakeholder. Ecco, figura interessante, diciamo, stiamo parlando di green jobs, come dicevo prima, un ruolo, diciamo, interessante, diciamo, legato appunto alla sostenibilità, diciamo, a questa nuova forma giuridica. Il responsabile, diciamo, del beneficio comune in un'azienda non è necessariamente una persona che, diciamo, tecnicamente esperta di tutti quelli che sono gli ambiti della sostenibilità, perché sono tanti, sono molto diversi e richiedono anche delle verticalità dal punto di vista delle competenze molto forti. Non è una persona che necessariamente deve comprendere tutto, diciamo, sul processo produttivo, diciamo, sugli impatti ambientali, dall'altro lato, diciamo, sulle risorse umane, che ne so, dall'altro lato, diciamo, sul controllo di gestione dell'impresa, dall'altro lato, diciamo, di marketing sociale, diciamo, di comunicazione esterna. È una persona che però governa tutto questo processo, è una persona che in qualche modo, diciamo così, presidia, ecco, diciamo così, da un lato il ruolo degli amministratori, no? L'attività degli amministratori circa il perseguimento del beneficio comune, dall'altro lato tutti quelli che sono gli obblighi di reportistica, di comunicazione esterna delle società benefit, che vediamo adesso. Perché dicevo, se una società benefit scrive nel proprio statuto, ok, io oltre a produrre sedie e a, diciamo così, e quindi a perseguire, diciamo, obiettivi di tipo, sì, obiettivi, diciamo, economici ben precisi, no? Nei confronti, diciamo, della mia compagine societaria, io mi pongo tutta una serie, diciamo, di altri obiettivi, chiamiamoli di sostenibilità, che può essere di tipo sociale, di tipo ambientale. Ecco, quindi, diciamo, come società benefit, ecco, questo è un obbligo che viene previsto dalla norma, devo redigere annualmente una relazione che spiega
precisamente come, diciamo, quali sono i risultati che ho raggiunto nel perseguimento di questo beneficio comune. Diciamo, quindi devo descrivere quelli che sono gli obiettivi specifici, no? Cioè, rispetto agli obiettivi di beneficio comune, diciamo, devo descrivere, diciamo, che risultati ho raggiunto e che anche risultati che ho raggiunto nei termini di KPI, quindi di indicatori di performance, insomma, ben precisi, e devo anche, diciamo, spiegare che obiettivi mi pongo per il futuro. Quindi questo fatto nel 2021, questi sono gli obiettivi, diciamo, che mi pongo per il 2022. Ecco, un altro aspetto, diciamo, questo interessante, diciamo, previsto espressamente dalla norma, oltre a spiegare che risultati specifici ho raggiunto rispetto agli obiettivi di beneficio comune, io in quanto società benefit devo comunque dare una valutazione complessiva, diciamo, dell'impatto generato dall'azienda utilizzando, diciamo, determinati standard di rendicontazione. Anche qui figure, diciamo, di persone che in qualche modo presidino, che in qualche modo, diciamo così, abbiano dimestichezza, no, di standard, diciamo, di rendicontazione di impatto, no? Diciamo, è un aspetto, diciamo, sempre più importante, diciamo, è legato al diffondersi delle società benefit, no? Cosa si intende quindi valutazione dell'impatto generato? Quindi dicevo, da un lato devo dire rispetto agli obiettivi di beneficio comune che risultati ho raggiunto, no? Stiamo parlando di questioni anche molto precise, molto specifiche. Dall'altro lato devo indicare in generale come impresa cosa sto facendo, sì, cosa ho fatto, diciamo, in termini, diciamo, consuntivi, rispetto a quelli, rispetto ai lavoratori, quindi alle persone che lavorano in azienda, rispetto ai clienti, rispetto alla comunità, rispetto alla governance, quindi dicevo al governo generale dell'impresa, quindi sistemi decisionali, modelli organizzativi, sistemi di gestione, eccetera, e rispetto all'ambiente. Diciamo, la legge dice lo strumento, diciamo, base che voi potete utilizzare, diciamo, per questa valutazione dell'impatto si chiama B-Impact Assessment, diciamo, se volete ve lo scrivo in chat. B-Impact Assessment, che nasce, diciamo, da B-Lab, insomma, questa organizzazione americana, insomma, che ha elaborato, diciamo, questo standard, diciamo, per la rendicontazione di sostenibilità, per l'assessment di sostenibilità. È uno standard, diciamo, che serve a ottenere questa sorta, ecco, di certificazione, diciamo, che si chiama B Corp, B Corporation, diciamo, che viene appunto diciamo, diffusa, ecco, da questa organizzazione che si chiama B-Lab. Ecco, la legge italiana dice lo strumento di riferimento che la società può utilizzare per valutare il proprio impatto è il B-Impact Assessment, però se vuole può utilizzarne anche altri. Esistono altri standard, per esempio per la rendicontazione di sostenibilità, il più importante, ad esempio il Global Reporting Initiative o GRI, ne esistono anche altri, insomma, ecco, quindi in qualche modo anche avere confidenza, ecco, dimestichezza, diciamo, di questi standard, diciamo, di rendicontazione, diciamo, può essere, diciamo, un tema interessante pensando anche a professioni del futuro. Ho quasi concluso, ecco, rispondendo un po' alla domanda di prima. Allora, imprese, quindi le società benefit cosa sono? Sintetizziamolo così. Diciamo, sono delle imprese profit, diciamo, che statutariamente, diciamo, si impegnano a generare un impatto positivo, diciamo, su società e ambiente, vincolandosi appunto a quelli che abbiamo chiamato obiettivi di beneficio comune, diciamo così, che ne connotano, insomma, l'attività, insomma, e, diciamo così, l'oggetto sociale. Quante sono in Italia? Allora, devo dire questo, che è un fenomeno che è nato molto in sordina. I primissimi anni, ecco, c'era molto poco fermento attorno a questo tema. Però, ecco, l'ultimo dato, diciamo, che ecco, un dato che avevo ricavato, insomma, da fine 2021, era che, diciamo, avevamo già superato il numero, diciamo, di 1000 società benefit in Italia. Ce ne sono un 20-30 in Friuli Venezia Giulia. Ci sono un po' le difficoltà di cui vi parlavo prima, non c'è un vero e proprio albo o sezione del registro delle imprese sulle società benefit, no? Tra queste 20-30 società benefit che abbiamo in Friuli Venezia Giulia abbiamo, non so, start-up innovative,
ma abbiamo anche, ad esempio, aziende che, diciamo, da tempo impegnate nella sostenibilità e nella responsabilità sociale, che hanno trovato in questa forma giuridica un modo per dare ancora più forza, no, a questo loro impegno. Abbiamo anche grandi aziende, insomma aziende molto strutturate, diciamo molto importanti della nostra regione, che hanno compreso come il mercato, diciamo, stia andando, insomma, verso appunto in qualche modo così qualificare, no, i soggetti economici verso, diciamo così, aspetti che vadano oltre i risultati economico-finanziari, no? Quindi diciamo verso aspetti, diciamo così, di sostenibilità, diciamo, se così possiamo dire. Questo per dirvi due cose, che in realtà non ci sono, diciamo, dei veri e propri vantaggi, non so, economici, fiscali legati al diventare società benefit, no? C'è un credito d'imposta, insomma, che è stato riconfermato anche quest'anno, che consente di, non so come dire, appunto ottenere a credito d'imposta, diciamo, i costi di costituzione, no? I costi notarili, i costi per la consulenza, però in realtà non c'è un vero e proprio beneficio fiscale diretto, come avviene ad esempio per soggetti del terzo settore, no? Nel diventare società benefit, perché diciamo, questo dovrebbe essere, diciamo, un passaggio diciamo così, sentito dall'impresa diciamo, da un lato per in qualche modo rafforzare un impegno responsabile, un impegno sostenibile già in corso, da un lato per qualificarsi anche rispetto ad un mercato, anche ad un sistema finanziario per intenderci, che è sempre più attento, diciamo così, diciamo, all'impegno sostenibile delle imprese, no? Tant'è che, diciamo, dal punto di vista, ecco, degli obblighi di trasparenza, di rendicontazione delle società benefit, diciamo così, ecco, rispetto ad un inadempimento, diciamo così, la legge prevede che il soggetto, diciamo, atto in qualche modo a, diciamo così, verificare, no, l'operatività della società benefit è l'Agcom, quindi l'autorità garante per la concorrenza del mercato, no? Perché di fatto se io mi qualifico come società benefit, però in realtà non sto agendo in maniera responsabile, cioè non sto effettivamente generando un impatto positivo, no? Sulla società e sull'ambiente, in realtà è come se stessi facendo della pubblicità ingannevole in un certo senso, no? Ecco, ultimi 30 secondi, ecco, giusto per farvi vedere, vi ho parlato tutto il tempo di questi obiettivi di beneficio comune. Vi faccio vedere la relazione di impatto, diciamo, di una società benefit, diciamo, storica del nostro paese. A Bocca, diciamo, loro si producono prodotti soprattutto parafarmaceutici, insomma, per la salute delle persone, prodotti parafarmaceutici. Sono tra la Toscana e l'Umbria, insomma, ecco, sono delle primissime società benefit, insomma, del nostro paese, ecco. È una bellissima relazione di impatto, tra l'altro questa non è neanche l'ultimissima. Volevo solo farvi vedere quelli che sono gli obiettivi di beneficio comune che si è posta a Bocca, anche per farvi capire che non si tratta, ecco, di obiettivi talmente astratti da essere irrealizzabili, diciamo, non si tratta, insomma, di salvare il mondo, ecco, diciamo, si tratta di obiettivi, diciamo, molto concreti, anche misurabili, insomma. Ecco, questi sono, diciamo, i 6 obiettivi di beneficio comune, diciamo, che si è posta a Bocca, quindi a Bocca, diciamo, ha modificato il proprio statuto, diciamo, inglobando, diciamo, questi 6 obiettivi, e ogni anno attraverso la relazione di impatto spiega cosa sta facendo, ecco, rispetto a questi 6 obiettivi. Quindi vedete, promozione della salute e del benessere delle persone, costante attività di ricerca e sviluppo, creazione di nuovi modelli di filiera, no? Qua il tema ambientale, diciamo, torna molto, no? La creazione anche di l'attenzione anche alla sostenibilità ecologica di filiera, no? La diffusione di pratiche rispettose e migliorative dell'ambiente, in particolare dell'agricoltura biologica, perché loro naturalmente, diciamo, hanno come fornitori, no? Anche aziende agricole, ovviamente, produttori, diciamo, di determinati prodotti. Orientamento concreto allo sviluppo culturale, sociale, economico della comunità, e la creazione di un ambiente di lavoro positivo. Quindi qua si innestano un po' tutte le tematiche legate, non so, al welfare aziendale, alla formazione delle persone, al benessere organizzativo, al benessere delle persone. Ecco, questi sono i 6 obiettivi di beneficio comune, diciamo, che a Bocca, diciamo, ha integrato nel proprio statuto, e su questi 6 ogni anno, diciamo,
ci spiega, ecco, tutto quello che ha fatto, quello che ha realizzato, diciamo, si pone anche degli obiettivi rispetto all'anno successivo. Questo solo per dirvi che appunto c'è anche molta concretezza e molto pragmatismo nell'identificare questi obiettivi, diciamo, non si tratta, diciamo, di tematiche astratte o, diciamo, talmente elevate, insomma, da non essere perseguibili. Diciamo, si tratta, diciamo, di tematiche concrete e misurabili. Con questo vi ringrazio e spero che la discussione sia stata di interesse. Benissimo, grazie Andrea De Colle di Anima Impresa. Ed ora passiamo quindi al professor Sartor. Abbiamo ricordo appunto delegato al placement e ai rapporti con le imprese dell'Università di Udine. Abbiamo visto prima, ci diceva la dottoressa Qualizza, che il Friuli Venezia Giulia, per quanto investimenti, non è una regione tra quelle con più investimenti, però ci è stato detto anche che il mercato cerca queste nuove professioni. Ecco, passiamo la parola al professor Sartor per capire qual è la ricerca di queste professioni e che cosa fa quindi anche l'Università di Udine per crearle. Bene, allora innanzitutto ringrazio il Comune per questo invito e per questa collaborazione con l'Università. E vi chiedo se vedete correttamente la slide. Sì. Non benissimo, fate capire. Sì, si vede. Ah, si vede, grazie mille. Allora, io devo essere completamente sincero con voi e credo che sulla tematica della sostenibilità ci sia purtroppo un po' di retorica, per cui spesso i dati che si osservano, alcune considerazioni che si leggono, alcune iniziative che prendono il piede, e hanno in realtà poco riscontro nella realtà. Vi faccio un esempio concreto prima di iniziare la mia relazione. Allora, società benefit è quindi una società che porta vantaggi che vanno oltre alla distribuzione degli utili agli azionisti. Ma la domanda è: qual è una società che non è benefit? In fondo un'azienda crea occupazione e porta sviluppo nel territorio e quindi in qualche modo un po' tutte sono società benefit, se vogliamo. E noi abbiamo fatto uno studio con l'Università di Udine sulle aziende B Corp, che è una famiglia, una certificazione, uno standard prossimo a quello delle società benefit. Cosa è emerso? È emerso che in realtà la maggior parte dei processi aziendali delle aziende che avevano modificato lo statuto dichiarandosi benefit corporation, in realtà non erano cambiati. Quindi era stato modificato lo statuto, era stata dichiarata diciamo, un profilo attento agli stakeholder, ma i processi reali aziendali erano più o meno rimasti invariati. Quindi consiglio vivamente anche agli studenti, ai ragazzi delle superiori che magari oggi ci ascoltano, di osservare, di ascoltare sempre i dati che leggono con un occhio molto critico, perché diciamo ci sono anche delle mode a livello di management e mode della comunicazione. E ecco, discernere la sostanza da quella che è pura forma o pura comunicazione non è sempre facile. Allora, però ho premesso questo perché in realtà i numeri che noi registriamo come Università di Udine a livello di richieste di lavoro che hanno a che fare con profili green sono relativamente ridotti. E quando parlo di relativamente ridotti, parlo di numeri
è intorno a qualche punto percentuale sul totale di offerte di lavoro che noi riceviamo. Sono numeri oggettivamente in rapida crescita, ma numeri che ancora oggi sono estremamente limitati. E allora ho pensato di strutturare questa presentazione. Tra l'altro ringrazio Giulia Donizza del Career Center che mi ha aiutato nello sviluppare queste slide, e raccontandovi un pochino cosa fa l'università oggi attraverso il Career Center per i propri studenti e laureati, e qualche numero sulle richieste che noi riceviamo dalle aziende, in modo da mostrarvi un po' quelli che sono i dati che provengono dall'osservatorio dell'università. Allora, innanzitutto, cos'è il Career Center? Il Career Center è un ufficio molto diffuso nelle università americane, che più recentemente è stato adottato dalle università italiane per accompagnare nel mercato del lavoro i laureati, e quindi in qualche modo è un ufficio che vuole garantire prospettive più solide e anche più importanti dal punto di vista remunerativo ai ragazzi che si iscrivono all'università. Nel caso dell'Università di Udine, questo ufficio è stato fondato nel 2014 e quindi a oggi ha 8 anni di attività. E cosa fa quindi il Career Center? Organizza degli eventi di placement dove studenti e aziende, anche enti pubblici talvolta, possono entrare in contatto. Nel nostro caso sono mercoledì del placement, job breakfast e altri. Poi fa delle formazione sui temi del placement e in più gestisce alcuni progetti speciali. Allora, alcune parole su ciascuno di questi. Il primo servizio è quello di matchare, di fare incontrare domanda e offerta. Quindi noi attraverso questo ufficio raccogliamo centinaia di offerte di lavoro dalle imprese, le codifichiamo, le facciamo vedere ai nostri studenti e laureati, raccogliamo i curriculum e li diamo alle imprese. Questo cerchio che voi vedete davanti a voi viene percorso dall'università in 5 giorni lavorativi, e quindi è un servizio gratuito, estremamente rapido ed efficiente. Ecco, la seconda cosa che facciamo è favorire quindi l'incontro tra studenti e imprese, perché riteniamo che sia la forma migliore per anche guidare la scelta delle competenze. Le imprese possono descrivere quali sono i bisogni più richiesti in termini di skills hard, soft e così via. Qui vedete 2 esempi: il Job Breakfast, che è una grande fiera del lavoro organizzata dall'università, e mercoledì del placement invece, che sono eventi mensili più ricorrenti. Ancora creiamo degli eventi monoaziendali. In questo caso, Professore, scusi se la interrompo, guardi che però non si vede lo scorrere delle slide, credo che debba mettere in modalità presentazione, perché altrimenti noi vediamo sempre solo la prima. Ah, voi vedete sempre la prima, ok. Grazie. Ecco, ditemi adesso se vedete. Sì, adesso va bene, grazie. Ah, benissimo. Quindi, allora, rapidissimamente, vediamo se riesco a girare le slide. Sì. Allora, vi ho detto brevemente del Carriera, vi ho detto brevemente quali sono le iniziative che noi sviluppiamo, eventi di placement, formazione e progetti speciali. Vi ho descritto rapidamente quali sono l'incrocio tra domanda e offerta attraverso questo servizio continuativo, attraverso il quale noi veicoliamo centinaia di offerte ai nostri studenti e laureati. Ancora eravamo arrivati appunto agli eventi di placement, quindi fiere del lavoro più ampie come Job Breakfast, fatte una volta all'anno, oppure fiere del lavoro più piccole, organizzate con cadenza mensile, che raccolgono tipicamente 5 imprese.
L'altra cosa che vi dicevo che organizziamo, come in questo caso è per Deloitte, degli eventi monoaziendali, quindi dei pomeriggi nei quali le aziende hanno modo da sole di entrare in contatto con la nostra utenza anche per fare simulazioni e business game e quindi fare tutta una serie di attività volte al reclutamento. Ecco, una peculiarità dell'Università di Udine che abbiamo creato pre-Covid sono gli eventi di placement in trasferta, ovvero noi portiamo con delle corriere, tipicamente, gli studenti dove viene offerto lavoro. Quindi vedete nel caso di sinistra il Career Tour a Klagenfurt, quindi la corriera parte al mattino presto con gli studenti a bordo e laureati a bordo. Andiamo in questo caso a Klagenfurt dove c'è una grande fiera del lavoro riservata a laureati e quindi gli facciamo fare colloqui in queste sedi per trovare opportunità non solo in Italia ma anche all'estero. Oppure facciamo dei business tour monoaziendali presso aziende legate all'università. Ancora, siccome noi riteniamo che il colloquio di lavoro sia un momento anche complesso, perché il ragazzo si deve mettere a nudo, il ragazzo e la ragazza si mettono a nudo per in qualche modo confrontarsi con il recruiter, identifichiamo una serie di argomenti dove fare della formazione specifica per rinforzare e far arrivare più pronti gli studenti a questi momenti. Bene, ultimo, i progetti speciali. In questo caso, per esempio, parliamo del progetto People, che offre borse lavoro a neolaureati under 30 disoccupati e quindi consentiamo ai nostri neolaureati di entrare con un ingresso agevolato e un po' più ricco nel mercato del lavoro. Ecco, andando su qualche numero, e questo per farvi capire anche da dove nascono i dati sulle professioni del futuro che vi mostrerò dopo, del presente e del futuro. Noi processiamo annualmente più di 500 offerte di lavoro provenienti da più di 200 aziende. E quindi abbiamo una ricca base di dati dalla quale possiamo ricavare, ad esempio, quali sono le competenze hard e soft più richieste dalle imprese, quali sono i percorsi di laurea più graditi, quali sono le competenze trasversali più ricercate. Ecco, e qui ritorniamo al punto che toccavo all'inizio di questo intervento, ovvero quanto pesa il green oggi nel placement dell'università? Ma allora, se voi vedete questi dati, in realtà ancora oggi ingegneria e architettura sono i corsi di laurea con più richieste veicolate attraverso il Career Center. E poi abbiamo economia, c'è ovviamente in fortissima crescita e sviluppo informatica e poi a seguire le altre. Se noi analizziamo le offerte di lavoro per capire in quante di queste offerte ci sono dei contenuti green, in realtà scopriamo che ancora oggi, vi dicevo, sono in enorme crescita, ma ancora i numeri assoluti sono piuttosto limitati. Esempio, noi abbiamo all'interno di ingegneria ambientale richieste in crescita di ingegneri ambientali, però ancora oggi gli ingegneri più richiesti sono ingegneri gestionali, ingegneri meccanici, ingegneri elettronici e quindi ambientale è in una posizione, diciamo, non esattamente ancora primaria. Andiamo ancora avanti. Quindi, quali sono le competenze hard più richieste? Al primo posto in assoluto c'è
le conoscenze software. Attenzione, conoscenze software che non vengono richieste solo a informatici, ma anche a ingegneri, a laureati in lingue. Quindi nelle discipline più diverse e spaziamo da semplici applicativi del pacchetto Office a software più complessi per l'analisi di grandi volumi di dati. Seconda posizione a livello di hard skills e conoscenze linguistiche. Molte aziende chiedono anche in questo caso a ingegneri e laureati in altre discipline di conoscere 2 lingue. Una lingua, l'inglese, in alcuni contesti pare che non sia sufficiente. Pensiamo ad esempio alle aziende della moda o un arredo di lusso dove spesso il francese è una lingua molto gradita e molto apprezzata. Al terzo posto, e come hard skills più richieste, ci sono competenze tipiche di un settore. Quindi aziende che chiedono persone che sappiano in particolare, che so, del food, o in particolare del legno, o in particolare della lavorazione del metallo. Quindi cercano figure con una cultura generalistica tipica del percorso di laurea che è stato intrapreso, ma in più un approfondimento legato a un settore specifico. Ancora, vedete altre richieste che sono meno hard classiche, esperienze pregresse e così via. Ecco, analizzando le offerte di lavoro che noi riceviamo come Career Center, abbiamo anche cercato un po' di mappare quali erano le parole chiave più richieste come soft skills. Ecco, qui vedete al primo posto è la capacità di lavorare in gruppo. Da soli non si fa molta strada e quindi anche qui c'è una grande attenzione su questo tipo di skill. Capacità relazionali e comunicative, problem solving, precisione, elasticità, proattività, autonomia e così via. Andiamo un pochino sui dati UniUd. Allora, come vedete, la composizione della popolazione dei laureati UniUd è leggermente composta un pochino più da uomini che da donne. L'età di laurea delle lauree magistrali è di 25,2 anni. E qui vedete la durata degli studi, i voti medi e altri aspetti. Ecco, le professioni del presente, innanzitutto, dal punto di vista della remunerazione. Questi sono i compensi a un anno dalla laurea. E vedete quella distinzione, laurea magistrale biennale, laurea magistrale ciclo unico o laurea di primo livello. Anche qui alcuni commenti. Un problema serio e pesante che andrà risolto nelle professioni del futuro è il gap di genere. A un anno dalla laurea è veramente preoccupante il fatto che, se osservate, tutte le tipologie di laurea hanno delle retribuzioni per gli uomini che sono in modo significativo più alte rispetto alle retribuzioni delle donne. Quindi io auspico che in termini di responsabilità sociale di impresa si vada a agire anche in questa direzione, perché oggettivamente è una situazione che crea anche degli imbarazzi nella lettura del dato. Ecco, ancora qui ci sono alcune osservazioni che reputo interessanti e alcuni dati che fanno dell'Università di Udine uno dei primi 10 atenei a livello di sbocchi occupazionali. Allora, la colonna più interessante tra quelle che vedete qui davanti a noi è quella grigia. Quella grigia rappresenta il tasso di
disoccupazione rispettivamente a 1 anno, a 3 anni e a 5 anni dalla laurea. Ecco, il dato interessante è che per quanto riguarda l'Università di Udine, questi sono dati ufficiali, noi abbiamo un tasso di disoccupazione a 5 anni del 4%, che è considerato di fatto un tasso di disoccupazione fisiologico estremamente ridotto. Calcolate che in alcune parti d'Italia e tra le persone che hanno questo profilo anagrafico, quindi questa età, il tasso di disoccupazione supera il 30%. E quindi questa è la dichiarazione più nitida dell'importanza di studiare, di andare all'università, di fare un investimento di tempo innanzitutto rilevante, perché a livello occupazionale questo risulta essere un investimento che ha un ritorno decisamente significativo. Ecco, ancora qualche altra osservazione. Caratteristiche dell'attuale lavoro. In questo caso faccio porre l'attenzione sul primo blocco di rettangolini, ecco, che sono quelli che fotografano il tasso di imprenditorialità, se volete, dei nostri laureati. Il dato positivo è che più passa il tempo, più passano gli anni e più alcune persone decidono di lasciare il posto fisso per diventare imprenditori. Questo è il dato positivo. Il dato negativo è che ancora oggi questa percentuale è estremamente ridotta, estremamente contenuta. E quindi, di nuovo, politiche per il lavoro del futuro, a mio avviso, dovrebbero cercare di stimolare questi giovani a pensarsi imprenditori, non pensarsi dipendenti di un'azienda, per in qualche modo alzare questi numeri che attualmente sono ancora decisamente contenuti, soprattutto rispetto ad alcune zone di paesi sviluppati come gli Stati Uniti. Allora, detto questo, io spero di avervi fornito un punto di vista diverso, ma spero un minimo interessante. Vi lascio i riferimenti al nostro Career Center e per eventuali richieste di ulteriori informazioni, delucidazioni, o semplicemente se noi abbiamo degli studenti o laureati dell'Ateneo di Udine a caccia di lavoro, per essere aiutati a trovare un'occupazione. Quindi io con questo interrompo la condivisione e resto a disposizione eventualmente per domande. Grazie professore, una domanda gliela faccio io dunque. Se abbiamo capito bene, i green jobs in Friuli, nel nostro territorio, non sono così richiesti, quindi e può essere questo anche legato al dato che sentivamo prima, cioè che le nostre imprese non investono particolarmente in questo settore. Allora, io credo che le imprese investano in modo considerevole in questo settore in realtà, però lo fanno con un numero ancora limitato di professionalità. E quindi, per esempio, magari assumendo un ingegnere energetico, un ingegnere chimico, oppure un ingegnere gestionale per l'ottimizzazione dei processi, ma ancora, vi faccio un esempio, in offerte di lavoro che riguardano l'ufficio acquisti di aziende, a me non è mai capitato una volta nelle competenze richieste di trovare aspetti legati al green esplicitati. Poi è ovvio che ai buyer delle aziende viene richiesto di fare acquisti sostenibili, però non è la competenza chiave che viene messa in risalto nell'offerta di lavoro. Quindi, ecco, e di nuovo io mi pongo sempre il problema etico di guidare anche gli studenti delle scuole superiori nella scelta della laurea più promettente per il loro futuro.
ecco, alcune mansioni, alcune professionalità che sono state descritte sono del tutto marginali nel mercato del lavoro attuale. E tipo Green Law, io non conosco nessuno che si occupi specificatamente di aspetti giuridici legati al green. Ecco, quindi l'invito è un po' di ecco, osservare i dati con un po' di attenzione, anche perché giustamente le aziende in questo momento hanno piacere di dichiarare il fatto che sono green. Finali o cacchini promettenti non appena vengono. C'è un intruso. Va bene, e quindi, ma perché ci ha detto il settore che non è questo, diciamo, l'ambito giuridico, ma ci sono dei settori invece in cui è più richiesto. Prima sentendo l'ambito, per esempio, delle costruzioni, sembrava che... Allora, è sicuramente in ambito edilizia, anche grazie agli incentivi che il governo ha messo a disposizione, in ambito, diciamo, dell'ingegneria civile, e ci sono richieste di queste competenze. Però, di nuovo, vi do i numeri assoluti. Noi abbiamo all'Università di Udine circa 15.000 studenti. Gli studenti che si occupano di ingegneria civile sono circa 300. Quindi i numeri assoluti, l'impatto di questo trend delle riqualificazioni energetiche degli edifici è un impatto limitato sulla totalità dei laureati dell'università. Scusi, allora le faccio ancora una domanda, sì, sì. Quindi poi dopo lasciamo spazio alle domande se ce ne sono appunto E quindi avevo introdotto questa, cosa pensa quindi di quanto sosteneva il ministro Cingolani sul fatto che invece mancherebbero 15.000 tecnici e 30.000 ricercatori in questo settore? Allora, ricercatori sicuramente è molto utile. Anche nel piano strategico dell'università ci sono degli investimenti importanti sul green, però dal punto di vista proprio delle richieste occupazionali, quindi laureati, per capirci in modo brutale, le richieste, le competenze green che ad oggi noi riceviamo dal mondo delle imprese in senso ampio sono estremamente limitate. Questo vale, è una caratteristica della nostra regione oppure... No, perché noi, il nostro career center, diciamo, copre in modo importante Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige e un po' anche la parte occidentale, nord-occidentale del paese. E quindi io ribadisco, e questi sono i dati Career Center Uniwood. Però ecco, e sfido, se qualcuno ha un po' di tempo da investire, e invito le persone ad andare a vedere le job description su LinkedIn. Ecco, su LinkedIn, se andate a vedere le job description, di nuovo, competenze green che si trovano anche per ruoli manageriali sono estremamente limitate. Cioè, prendete la ricerca di un direttore di funzione, direttore acquisti, ecco, e cercate se c'è qualche aspetto legato al green tra le competenze chiave richieste. Benissimo, allora adesso chiederei... Mi spiace di aver portato una prospettiva un po' più arida e meno romantica a questo intervento, però è giusto che io trasferisca i dati che noi rileviamo. Ecco, c'è magari qualcuno anche degli altri relatori che brevemente, perché mi pare che siamo quasi, no, dovranno dire gli organizzatori quanto tempo abbiamo, insomma, che desidera reagire a questa... Vi dico soltanto che manca ancora qualche minuto, per cui se ci sono delle reazioni ben venga, anche perché a volte veramente l'esperienza, io parlo di me, da quella che vivo io, è un po' diversa sulla richiesta di competenze green, nel senso che io la vedo invece molto attiva e sempre più importante.
più che altro perché lavoro in questo settore e quindi vedo quanto è la richiesta che arriva rispetto a un tempo, per esempio rispetto a qualche anno fa, anche come conseguenza di tutto quello che è la gran mole di finanziamenti che sono disponibili oggi come oggi e l'orientamento molto forte che la Comunità Europea comunque ha dato in una certa direzione. Per cui sì, gli altri relatori se vogliono approfittare di intervenire ben volentieri, abbiamo ancora un po' di tempo. Posso fare un commento, insomma, una considerazione? E allora, sicuramente Excelsior va appunto a chiedere alle imprese quali saranno le figure, quindi magari tra chiedere se preferisce una persona che abbia competenze green o se è orientata al green oppure non le abbia, magari tenda a rispondere di sì e quindi i numeri aumentino. E tra l'altro volevo chiedere anche questo, sul Career Center che comunque insomma tutti hanno presente perché tutti abbiamo visto insomma online, annunci eccetera, forse c'è anche una maggior richiesta anche di profili junior rispetto a profili così specializzati, quindi magari se una persona vuole effettivamente persone specializzate con competenze green, magari le cerca anche attraverso altri canali, questo non per sminuire ovviamente il vostro canale, le vostre sensazioni. Questa era l'unica considerazione che volevo fare. Sì, io mi permetto di aggiungere solo una cosa, e anche dal punto di vista del nostro osservatorio i trend sono in enorme crescita, e però i dati assoluti ancora sono piccolini. Tutto qui, solo questo. E volevo chiedere appunto magari una precisazione alla Elisa Qualizza, appunto, lei su quel dato appunto che la nostra regione, quindi come è collocata come investimenti? Ha detto 30%, ma in classifica? Sì, nel senso che rapportata a tutte le imprese registrate, sembra che poche delle imprese registrate abbiano effettivamente dichiarato di aver fatto ecoinvestimenti, quindi al di sotto se non altro della media italiana. Poi ovviamente un certo peso ce l'avrà anche magari la specializzazione settoriale, il fatto che ci siano imprese magari tra una regione e l'altra, ovviamente le caratteristiche differiscono. Questo è un dato che ci fornisce il report, poi ovviamente possiamo commentarlo, interpretarlo, magari non sarà ovviamente il dato assoluto, però ci dà un'idea, ecco, di una regione dove non siano così frequenti gli ecoinvestimenti. Qui si parla di ecoinvestimenti, tra l'altro, sotto tutti gli aspetti, perché includono sia le tecnologie sia lo sviluppo di prodotti, quindi in teoria dovrebbero essere tracciati a 360 gradi. Poi ricordiamo che anche l'Excelsior è un'indagine che parte come un'indagine campionaria, ci sono delle aziende che vengono selezionate e quindi probabilmente ci saranno anche delle stime, non è che viene fatto un censimento chiedendo a ogni singola impresa se ha fatto o non ha fatto ecoinvestimenti, quindi sicuramente il dato potrebbe essere anche in gran parte stimato. Sottostimato? Forse, speriamo, non lo so. Sì, sì. E forse è legato anche all'impressione del professor Sartori. Esatto, che sicuramente ha il suo fondo di verità. Ecco, quindi speriamo che in futuro a questo punto la richiesta aumenti, ma anche mi si chiedeva a volte sulla base del bollettino Excelsior, quando andiamo a raccontare ai ragazzi delle scuole superiori, in questo caso, che stanno per intraprendere un percorso universitario, si affacciano al mondo del lavoro, questi ragazzi ci chiedono, ok, vengono richieste le competenze green, ma effettivamente dov'è che possono essere acquisite? Se fate un giro online non troverete nessun corso specifico che provi ad insegnare le competenze green, perché in effetti sono specializzate, ognuno poi quando intraprende un percorso si va a specializzare in qualcosa dove si spera che vengano effettivamente insegnate le competenze green. Uno intraprenderà un percorso universitario dove probabilmente se si occuperà di ingegneria in quell'ambito gli verranno insegnate le competenze green e così avanti, mentre se parliamo di digitalizzazione abbiamo migliaia di corsi che sotto ogni aspetto ci vengono a insegnare il digitale, quindi questa forse è un'altra delle carenze. Così, professore? Allora, io credo che sia corretto l'osservazione, e Elisa, mi permette di darle del tu, anche perché è molto più giovane di me, ha fatto, diciamo, delle considerazioni estremamente giuste. Allora, il concetto di green secondo me è molto più sfumato. Allora, pensiamo a cosa vuol dire green e dove si potrebbe declinare a livello di corsi di laurea. Allora, ingegneria chimica, mi verrebbe in mente, ok? Ma l'ottimizzazione di un processo, di qualsiasi processo che porta minor consumo di risorse,
Anche questo è green, ingegneria gestionale, ok? C'è tutto il tema della sostenibilità sociale, quindi politiche per il welfare, anche questo sono, come posso dire, hanno un impatto green e sustainability. Quindi ecco, in realtà non è che c'è un corso di laurea specifico che si occupa di questo, ma è una declinazione di tanti corsi di laurea diversi. E questo è il motivo per cui forse non si trova come posso dire, un percorso così rigidamente definito, proprio green specific. Basta. Quindi non è etichette, ma sostanza in pratica. Sì, allora io vi dico anche questo e spero che possa essere interessante e non vorrei monopolizzare il workshop. E il futuro è della multidisciplinarietà. Allora vi faccio un esempio. A noi chiedono sempre più figure trasversali, per esempio informatici che ne sappiano di management, che sappiano anche trattare valori economici, e ingegneri che ne sappiano di diritto. E pensate a tutto il tema dei brevetti. Sviluppare un brevetto ha delle componenti giuridiche estremamente importanti. Quindi in realtà la multidisciplinarietà è veramente il futuro e il green e come il tema della digitalizzazione sono macro temi che trasversalmente si inseriscono all'interno di tutte queste ibridazioni. Grazie professore. Allora non so se ci sia ancora il tempo per Io delle altre approfitto domande. solo perché ho letto adesso una domanda in chat, non la trovo più, ma chiedeva se per gli architetti c'è qualche consiglio su qualche tipo di formazione post laurea proprio che trattasse le materie un po' più green, cioè gli argomenti di cui abbiamo parlato oggi. Non so se... Allora, io vi posso dire che all'interno del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine ci sono tutta una serie di insegnamenti che hanno proprio questa vocazione. Quindi il mio consiglio, in questo caso so che sembra un consiglio un po' autoreferenziale, è di esaminare con attenzione il piano di studio di architettura di Udine, perché secondo me è estremamente interessante anche da questo punto di vista. Ci sono altre domande? No, in chat non vedo altre domande. Sarebbe bello anche sentirsi, c'è ancora un minuto. Beh, se qualcuno vuole anche rivolgerle direttamente a questo punto, credo che possa anche farlo, se ha piacere a qualcuno. A me piacerebbe sapere anche cosa ne pensa il dottor Bevere di questo dibattito. Ha il microfono disattivato. Eccomi, scusatemi. No, mi trovo abbastanza in linea con quello che diceva la dottoressa Qualizza. Effettivamente alcune figure chiedono formazione ma non sanno dove cercarla fondamentalmente. No? Quindi, perché poi questa evidenza così green non è effettivamente così lampante, ma probabilmente la trasversalità di cui parlava il professor Sartora è forse una delle skill più importanti in questo momento, no? La definizione di avvocato, nella stessa frase di ingegnere ed avvocato, è qualcosa che è purtroppo diventato estremamente importante in questo momento, no? Ci capita spesso di confrontarci o con qualche azienda o con qualche collega che ci piacerebbe avere certezze normative in quello che facciamo.
ascoltavo proprio questa mattina un webinar invece sui lavori pubblici e il relatore, che è un funzionario di un'associazione, ha fatto la premessa che ci sono state 80 norme nuove in materia di lavori pubblici negli ultimi 2 anni e mezzo. E questo è quello con cui si confrontano le nostre imprese in questo momento, no? Quando prima facevo una riflessione sul fatto che il progresso passa anche attraverso una semplificazione, questa è la semplificazione normativa, credo sia la via maestra da seguire, no? In 6 mesi io ho visto cambiare le norme sul subappalto 4 volte. Capite che anche le aziende, le stazioni appaltanti si trovano veramente disorientati e senza certezze in quello che stanno facendo. Problema della burocrazia. Bene, allora mi pare che abbiamo esaurito il nostro tempo. Se non ci sono altre domande potremmo chiudere qui. Ringraziando tutti i nostri... Scusa se ti interrompo, forse Andrea voleva aggiungere qualcosa? Volevi aggiungere anche tu? Sì, grazie Elisa. Oh, scusa, chiedo scusa. No, solo una brevissima considerazione, come dicevo all'inizio, su quello che è un po' l'osservatorio empirico sul territorio di Anima Impresa. Si parla di green jobs, si parla sicuramente di giovani. Negli ultimi 3 anni abbiamo costituito come associazione un gruppo giovani che ormai è composto da decine di ragazzi che stanno tutti in qualche modo definendo la propria attività professionale attorno a temi legati alla circular economy, alla responsabilità sociale di impresa, alla sostenibilità. Diciamo questo sarebbe stato impensabile anche solo fino a 5-6 anni fa. In questo momento abbiamo un gruppo di ragazzi, quasi tutti neolaureati, neodottorati, che si sono radunati attorno all'associazione perché vogliono effettivamente definire il proprio percorso professionale attorno a questi temi. Sul tema delle società benefit vorrei dire un'ultimissima cosa. È un tema molto complesso, che sicuramente può dare luogo anche a uno sfruttamento indebito della qualifica, però abbiamo in regione delle bellissime esperienze, delle best practice a livello nazionale e internazionale che sono arrivati fino al tavolo del G20, e quindi ecco, dovremmo lavorare semmai ad un modello Friuli, anche un modello virtuoso Friuli o nazionale, ecco, sul tema società benefit, perché questo tema sia interpretato in maniera corretta e virtuosa dalle imprese. Abbiamo delle bellissime esperienze, un ottimo punto di partenza. Ecco, tutto qui. Legato soprattutto ai giovani, quindi. Esatto. Bene, allora vedo che non ci sono... Posso solo fare un'ultima considerazione off topic? Mi ha molto inquietato il dato che ha citato il professor Sartor sulla retribuzione e sulla differenza di retribuzione tra uomini e donne, in quanto genitore di una ragazza che intraprenderà fra poco, spero, una carriera universitaria e che si appresta ad approntare con prospettive che non sembrano delle migliori. Mi auguro che questo dato purtroppo, allora non so se è una consolazione oppure è un elemento di ulteriore preoccupazione, ma purtroppo non è una criticità nazionale, né regionale, né nazionale. Allora, e quando abbiamo visto i dati Alma Laurea e che riguardavano l'Università di Udine, ovviamente siamo rimasti un po' interdetti. Poi abbiamo visto i dati medi nazionali che erano peggiori, cioè il gap a livello medio italiano era ancora peggiore. E quindi si va a vedere alcuni paesi esteri, il problema si ripresenta in misure più o meno variabili, ma il problema c'è. E quindi, ecco, il consiglio che do siccome io mi occupo per motivi di ricerca di standard per la sostenibilità, proprio il mio argomento di ricerca, quindi un minimo ne so, credo che sarebbe molto utile per
le società che si definiscono benefit, quello di introdurre per esempio dei vincoli rigidi, numerici, quantitativi, da collegare a affermazioni di statuto, se viene gradita la cosa, di equità salariale tra uomini e donne. E ancora, l'altra cosa importante sarebbe finalmente vedere nel top management delle imprese donne, perché oggettivamente se voi prendete gli organigrammi regionali e nazionali e guardate amministratori delegati e direttori di funzione, sono quasi tutti maschi. E ecco, e quindi in quest'ottica, ritorno a quello che dicevamo all'inizio, forse un po' meno dichiarazioni e un po' più di fatti, dimostrando negli organigrammi, negli stipendi, che le aziende effettivamente sono socialmente ineccepibili. Per quanto riguarda le donne, poi non so se è esatto, ma i dati parlano di voti di medie più alte rispetto a quelle degli uomini. Non so se anche nell'università. Anche questo è vero, anche questo è vero. La media è leggermente più alta. Quindi, oltre che il green rosa, ecco, l'auspicio. Sì. Bene, ci sono altri interventi ancora? Allora, grazie a tutti, ai nostri relatori. Vi ricordo Elisa Acqualizza della Camera di Commercio, Oliviero Pevere di Confartigianato, Andrea De Colle di Anima Impresa, Marco Sartor dell'Università di Udine, per questa giornata organizzata dal Comune di Udine, l'Università di Udine, in collaborazione con gli Ordini degli Architetti e il Collegio dei Geometri. Allora, buonasera a tutti. Bene, a presto. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.